Sì? Sì. Oh yes. Bene, molto bene. Bene, siamo qua pronti per la prima parte del sondazzo. Oggi abbiamo 3 parti. Come 3 parti? 2 per radio e una stasera ai gufi di Porcari. Va bene, ma le prime 2 sono appunto queste che faccio per radio. Sì, chi sono io? Come tu lo sai? Ma perché tu mi ascolti a fare? Perché dice, ma voglio sentire dove va a finire un nuovo ascoltatore, una nuova ascoltatrice. Ciao. Così, butto là. Sono il G. Ne sai quanto prima. Ok, d'accordo. No, ma non posso perdermi, ho poco tempo, per cui io devo naturalmente dirvi che andrò in una città italiana, qualsiasi. Oggi ho voglia di fare il gay, sì, il finocchione, sì. Per fare il finocchione non posso fare altro che Maio, il fioraio, Gaio. Sì, certo. Quindi subito a fare il primo dei vari numeri, facendo i conti che con il sabato di luglio, facendo i conti con il sabato di luglio, quindi dobbiamo fare i conti con molte assenze sicuramente. Poi magari oggi li troviamo tutti, ma sappi tu come vanno le cose nel mondo. Che c'è? Mi dica, lei c'è? Informazione gratuita. Sì? Il numero da lei selezionato è inesistente. Inesistente. Peccato, perché questo si chiamava Decio e mi piaceva Decio. E niente da fare con Decio. Va bene, riporta, andiamo da un'altra parte. Se è inesistente. Lei non va mai in ferie, questa stronza. Va bene, d'accordo. E quindi facciamo questo, sì. No, vabbè, vediamo un po'. Ma certo. Ecco fatto, sì. Mi sarebbe venuto Decio, si stava molto bene Decio, come nome, già, va bene, Lucio, Decio, sì, sono il tuo amico. Vediamo qua, sì, già, solo che, niente, che c'è? Risponde la segreteria. No. Via. Lasciano le segreterie e così via. Quindi non si può, no? È impossibile andare avanti così in immondo. Va bene, dai, prima o poi qualcuno magari lasciano vecchini a casa, poi mi dicono telefoni solo vecchi. Che ci posso fare? Trovo quello che trovo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io vorrei conferire con Andrea, se è possibile, vero? Andrea non c'è. E chi è suo marito? No, mio marito, poverino, è penso che è morto. È un pezzo, no? Un pezzo, sì. Ma è suo figlio? Ma Andrea è suo figlio? No, Andrea è il figlio di mia figlia. E lei sarebbe la nonna? Sì. Oh, ho capito. Senta, signora, io sono Maio, il fioraio Gaio, dovrei parlare con Andrea. Ma Andrea non c'è. Senta, non c'è nemmeno la mamma di Andrea. Non c'è nessuno. C'è solamente lei, signora. Sono tutti al mare. Ecco, e l'hanno lasciata a casa, cattivi, potevano portarla con lei. No. Con loro. Mi volevano portare via, ma io sto bene anche a casa mia. Ma signora ha ragione, sa, guardi, tira fuori tutte quelle pelletti sulla spiaggia. Dunque, è uno schifo. Posso chiederle chi è lei? Gliel'ho detto, sono Maio, il fioraio Gaio. Sono un carissimo amico di Andrea. Pronto? Sì. Ecco, siccome io e Andrea ci conosciamo bene, no? Ogni tanto lui viene nel mio negozio di fiori, no? Sì, e certe volte andiamo nel retro, no? Sì, insomma nel retro, come dire, io nel retro a lui nel retro a me, insomma. Ci siamo capiti, vero signora? La saluto. Signora, ha capito? Sì. Vedo che ha capito. Ma perché mi saluta, signora? Volevo, come dire, insomma, mandare un saluto al mio amico Andrea. Va bene. E dirgli che come lui nessuno. Nessuno come lui. Tanti, sai, ce ne sono, ma come lui nessuno. Va bene. Grazie, lo sapeva già, signora, vero? Sì. Più o meno. Arrivederci. Mamma mia, è andata spengendosi stanotte, non ha detto niente di contrario, niente di
insomma, diverso da quello che dicevo io. Cosa vuol dire? Vuol dire che lei lo sapeva già, non Di Maio, ma della condizione di questo Andrea, cioè la gaia condizione di Andrea. Sai come? Quando non lo sa, lo sa. Se no, se fosse stato diversamente, avrebbe reagito in qualche modo. Va bene, ma insomma, che vuoi che sia? Non c'è mica niente di male, a meno che non ti faccia male quando tu lo pigli in culo. Dunque, vediamo. No, vero, a volte. Sì, ho fatto un numero di un'altra persona. Vediamo che vecchietta hanno lasciato oggi a casa. Loro, nessuno. Se la sono portata dietro, oppure non c'è più, forse. Sì, no? Beh, prende il sole al cimitero. Chi è questo? Questo c'ha un nome famoso, sì, un nome che in realtà dovrebbe essere un cognome famoso, e in realtà è un nome. È un nome? In questo caso, un nome proprio. Un pittore, un grande pittore. Vediamo. Ma insomma, ragazzi, sappiamo che il sabato di luglio è micidiale. Non so come siano i sabati di agosto, ma devono essere ancora peggio, perché in agosto io non sono in trasmissione, altrimenti saprei anche quelli. Già, non c'è niente da fare, No, le persone non sono in casa, e chi le tiene in casa le persone, voglio dire, in fondo c'è un bel tempo, c'è il sole, si sta bene, voglio dire, fuori meglio che dentro, no? Sì. Oddio, anche dentro si sta bene. A cosa pensate che io alluda? Cosa dirà? Magari, ecco, chi mi ascolta dice, magari per la prima volta, dice, ma cosa dice questo? Sì. A lui dedico un bel... Pronto? Cazzo finché pronto? Sì? Pronto, buongiorno, senta, io vorrei parlare con Alberto. Con chi parla? Sono Maio. Ma sta scherzando? No, perché? No. No, perché dovrei scherzare? Non ho detto niente di scherzoso. Ho detto che voglio parlare con Alberto, che mi chiamo Maio. Perché dovrei scherzare? Perché qui non sono Alberto. No, un momento, perché allora mi ha detto chi parla e mi ha chiesto scusi, Sì. Ma come? Non va bene così, No, questa non mi racconta la cosa giusta. Già. Oh, trovavo una che la richiami, la richiamo subito. E io la richiamo. Sì. No. Pronto? Pronto, ciao, ma guarda, ma lei non ti faceva parlare al telefono, ma insomma, ho detto non c'è, invece vedi che ci sei. Come stai, amore? Sei te, mi sai di chi sei? Sono Maio. Allora hai sbagliato il tuo carissimo Maio il fioraio. Sentire, hai sbagliato numero. Ma no, tesoro, lo so che lo dici così perché c'è tua moglie. Dai, ma noi ci amiamo, lo sai, no? Va a fare una russella di carrola di piazza, ciao. No, non ho capito niente. Ma vedete, quando hanno le mogli, come cambiano questi ominacci. Questi ominacci mi cambiano subito. Sì, quando sono con me si lasciano andare. Se si lasciano andare. Hanno anche di corpo certe volte. Pronto? Pronto, sono ancora allora, io. Non mi puoi trattare così. Da sentire, trattare o non trattare, io adesso ti controllo il numero del tuo telefono, poi telefono alla polizia, così siamo a posto. Allora, controllami il numero, sono io, sono il tuo Maio. Ecco. Oddio, mi toccherà richiamarla, ragazzi, ma te il numero selezionato è inesistente. Sì, se l'ho fatto fino ad ora, grulla, strullina, vieni, che l'esiste, dai. Vedi che ora ha staccato il telefono e quindi ora, ma voglio dire, ma fate una risata, casomai, no, ora ti controllo il numero, perché capito, poi ha paura che la moglie creda veramente a una sua amicizia con un certo Maio, fioraio, gaio, e quindi insomma, si creino problemi in famiglia, pensa te. Pensa te quale poca fiducia si ha nel coniuge, se uno può anche
Pensare e dubitare una cosa del genere. Va bene, ma io scopro gli altarini, sai. Pronto? Pronto, sì, buongiorno. Senta, Giancarlo è in casa? Sì. Ah, sì, lei è la moglie? Sì. Ah, sì, senta, me ne ha sempre parlato tanto bene di lei, sa? Ah, va bene. Sì, io sono Maio. Mi ha detto che l'ama, anche se comunque preferisce sessualmente me. Sì? Sì. Ah, mi fa piacere. Certo, perché io non sono proprio una donna, capisce? Sono però molto femminile. È un finocchio. Brava, sono un ho finocchio, sì. capito. Non me la prendo mica, sa, non mi offendo mica, sa. Sono un bel finocchione, se sono un Ma mio marito finocchio. non credo che a lei gli piaccia. E invece lei non ha idea, guardi, quando viene nel mio negozio, che cosa non succede. È tutto un cactus di qua, cactus di là. Guardi, lei si tenga il suo finocchio, io mi tengo mio marito. E la saluto. Lei si tenga il suo finocchio. Guarda, non me l'ha passata, hai visto? Qui bisogna... hai sentito come... Che moglie fiera, eh? È orgogliosa. Io mi tengo mio marito. Se lo tenga, signora, chi glielo piglia? Ho richiamata, naturalmente. Vediamo se arriva lui, Giancarlo, non farlo. Pronto Giancarlo, dai, ma vedi tua moglie si è un po' arrabbiata, sai, ma in fondo che c'è di male, l'amore passa soprattutto a tutti. Dai, voilà, vatti fedente con te, Sant'Antonio da Padova. Sant'Antonio Abate, no, quello da Padova. Cosa c'entra Sant'Antonio da Padova? Lui aveva il dono dell'ubiquità, Sant'Antonio, sì, per dire, anch'io, vedi, sono qui, però contemporaneamente ora sono di nuovo lì, che lo chiamo di nuovo. Già. Sì. Beh. Esatto, proprio così, io e te per sempre, forever, amore mio, non ci divideranno mai, io, il fioraio Gaio, ciao. Beh, se stava a ascoltare l'ha sentito, se non avete sentito solo voi, vabbè, ma che vuoi fare, questi uomini? Mi ha detto una frase, perché quando è che ho telefonato nella zona di Napoli giorni fa, proprio ieri l'altro, ecco, non capivo quello che mi dicevano, ma lo stesso qui ha detto una frase che io non ho capito assolutamente, ho capito solo Sant'Antonio, alla fine, sì, da Padova, sì, ecco, capito? Quindi tutta l'Italia è il paese, fuori che noi ci si capisce, cioè ci si fa capire, ci si fa capire, insomma. Pronto signora, buongiorno, senta, vorrei parlare con Giovanni. Va bene, glielo passo. Lei è la Niente, vorrei parlare un po' con lei, non c'è stato verso. Pronto, Giova? Ciao. Chi è che parla? Sono Maio. Chi è Maio? Maio, il fioraio Gaio. Giova? Dimmi. Ascolta, senti, passeresti oggi dal mio negozio? C'ho un buco da riempire. Mi è rimasto capito? Ma scusi un attimo, ha voglia di scherzare o voglia di prendere in giro la gente? Ho voglia di prenderlo nel culo. Ho voglia di prenderlo nel culo, ho detto. Insomma, sei disponibile, Giovanni? Giova. Mi schiaccia l'ova. Sono tutti arcigni. Ne per scherzo né per burla, torna al culo, voglio nulla. Sì, dice qualcuno, Ecco, non certo Maio, il fioraio Gaio. L'ho richiamato naturalmente, che poi alla fine stiamo trovando gente, Pronto? Ah, pronto, ma guarda, non vorrei che tu te la fossi presa a male, No, ascolta, qui il gioco è bello ma deve essere corto. Senti, io preferisco che sia lungo, bello e duro. Allora guarda. adesso io cerco il telefono che ha telefonato e poi c'è il telefono 113. Guarda, cercalo, capito? Prima o poi lo trovi. Ascolta, tesoro? Dato via, no, guarda, io con questo qui non ci voglio più avere niente a che fare. Che gente c'è in mondo, guarda, prima te lo danno e poi te lo levano,
Andiamo avanti, vai, su, cercano il telefono. Non l'ho messo, no. Vai, su. Come sono, una bella risatina, così. L'unica cosa da fare sarebbe riprendere per il culo Maio, o facendo diverso, o che ne so. No. E così via. Oh, finalmente troviamo uno che non c'è. Sì. Perché oggi è sabato. Non siamo in casa, se desiderate lasciare un messaggio parlate dopo il segnale acustico, grazie. Mi sembra così presente questo qui. Eppure c'è il segnale. Ah, senti, ascolta, sono Maio, il fioraio Gaio, senti, vorrei tanto che tu me lo infilassi tra le mele. Spero che lo senta tua moglie, ciao. Ecco fatto. No, ma poi comunque abbi pazienza. Mi sembrava proprio lì questa voce, invece era proprio una segreteria telefonica. Sì, dite? Ah, vabbè, non era un po' classico quel sound classico della segreteria telefonica. Vabbè, non importa, sì. Poi c'è stato il bip. Poi lo può anche farselo da sé il bip, no? Vabbè, non importa, andiamo avanti, innanzi. Vai. Sì. Maio. Vediamo. Pronto, signora, buongiorno. È la moglie di Maurizio, è la moglie di Livio? Sì, che parla. Senta, volevo parlare un attimo con lei, signora. Sono Maio, il fioraio Gaio. Signora? Non capisco, cosa dici? È la moglie di Livio, vero? Pronto? Sì. Ma signora? Volevo parlare con... Ma io una volta che voglio parlare con una donna. Pronto? Chi parla? Sì, buongiorno, Livio? No, ha sbagliato numero. Livio? No, ha sbagliato numero. Sei livido allora, proprio sei una persona livida, guarda, mi stai sul cazzo. Boh, io non capisco chi sia lei. Mi stai sul cazzo e anche sul culo, guarda. Ma insomma, prima tua moglie non ha detto di no. Ma che gente. Questo lo richiamo perché io volevo parlare con lei, non con lui. E invece le arriva smarrita completamente, una donna smarrita. Pronto? Ma pronto? Ma cosa sta succedendo? Beh, vedi che lei chi è? Io stavo parlando con lei, signora, volevo parlare con lei. Che parla? Senta, signora, io volevo dire di suo marito. Ecco, guardi, suo marito è veramente bravo, le vuole tanto bene, ma a letto ci sta bene con me. Senta, niente, mio marito è morto, non ho bisogno di nessuno, ciao. Arrivederci, signora. Dopo chiamo le pompe funebri perché qui è bello capito. Se è capito non avevo capito un cazzo. L'ho detto e lo faccio, l'ho detto e lo faccio, chiaro? Oh, vediamo un pochino, se ci si intende, Sì, telefono alle pompe funebri, dai, tanto quelle rispondono sempre, vedrai, sono sempre pronte, Che fate, vi toccate le palle? Voi donne che vi toccate? Non mi capito che cosa devono toccarsi le donne. Va bene, d'accordo, ci si prova, no? Ci si prova. Facciamo il numero di una pompa, il numero di una pompa di benzina, no? Funebre. Vediamo che mi dicono, via. Sai che è successo? La talpa. Sì, l'utente desiderato ha attivato il trasferimento di chiamata. Vedi. Attendere, prego. Ho capito. La pilla sui telefonini. L'utente desiderato ha attivato il trasferimento di chiamata. Attendere, prego. Oh, sì. Tanto ormai. Attendi. Ormai è andata. Posso aspettare, sì. Pronto, buongiorno. Io ho chiamato voi fate le pompe funebri, vero? Sì. Senta, io ho avuto un lutto improvviso stamattina. Sì. E
Ma la salma dov'è? Vorrei che voi interveniste. Dov'è la salma? La salma ce l'ho in casa, le do anche l'indirizzo. Guardi, è la mia piccola cara dolce talpa. Mi è morta stamattina. Talpa, cosa intende per talpa? Talpa, intendo talpa, cioè un roditore. Ma cosa, dai numeri? No, guardi, io voglio fare il funerale come si deve. Non si fa il funerale queste cose. Ma io pago. Ho capito, ma non... Io voglio, perché faccio un funerale a un orto dove la voglio seppellire e voglio che venga fatto un funerale in piena regola. Capito, ma cosa devo fornire? Una cassettina? Una cassa piccola per la talpa. Io seguo il funerale, pago quello che c'è da pagare, quello che si paga in un funerale normale. Mi faccia pagare anche una cassa intera, non importa, guardi. Tutto quello che sinceramente non so neanche io come organizzarli, perché è la prima volta che mi succede, capito? Ha capito? Sì, capisco. Sai cos'è? Non ci vuole il carro funebre per quelle cose lì. Io al limite le potrei portare una cassettina a casa e poi lei ci mette quello che ha, la talpa, quello che ha dentro e poi fa una fossa e la seppellisce. Ma vede, io voglio fare proprio il funerale, poi voglio fare la tomba. Ma perché non è possibile? È possibilissimo. Cioè, lei nel suo orto può fare quello che vuole. Da casa mia all'orto c'è un mezzo chilometro, un 500 metri, no? Sì. E quindi basta che io possa fare questo tragitto, questo percorso, chiamerò anche un prete tra l'altro per fare una piccola orazione funebre. Un prete non venga neanche per queste cose qui. Ma guardi, lei invece ne conosco uno, sa? No, mi sembra una cosa un po' fuori dal normale, dico la verità. No, veramente, guarda, c'è Don Criceti, lo conosce Don Criceti? Don Criceti. Talpa Criceti, no, Criceti è il prete. In giro, va bene? No, ma io la prendo in giro, ma guardi, la mia talpa, io vivevo con lei, scusi, sa, ci facevo anche l'amore, Era il mio amore, sa. Ma come? È andato via. Assurdo. Ma come? Avevo Don Criceti che mi faceva. Don Criceti, sì. Andiamo da qualcun altro, vediamo un'altra talpa, un'altra pompa, Un'altra pompa, sì. Già. Insomma, assurdo, non me l'ha voluto fare. Oh, guarda un po', Pronto l'ABC? Sì, pronto, pompe funebri? Sì, buongiorno. Sì, senta, guardi, io ho avuto un decesso stamattina, è morta la mia talpa e vorrei fare il funerale al più presto. Sì, in casa? Sì, ce l'ho in casa, devo portarla nell'orto. Deve portarla? Sì, nell'orto, a 500 metri da qui, e voglio fare un funerale in piena regola, poverina, era l'unica compagnia che avevo. Ho capito, certo, mi scusi un secondo solo. La mia talpa. Cosa vuole? Dove è andata? Io parlo chiaramente. Sì, mi dica, mi vuole dare il Sì, appunto. Senta, allora io sto in via dei Topolini, numero 15. E dove sarebbe? Scusi? Sarebbe un po' fuori mano, cioè praticamente si scende giù nelle fogne e si trova... Pronto? Ma guarda te. Questa va richiamata perché... Scusa ma Tito, che si butta giù così a uno affranto come me. Pronto, dici? Pronto, sono Don Criceti. Lo sapevo. E poi mi scappava troppo da ridere. C'è un altro numero. E vabbè, andiamo avanti. Lei era pronta lì, ha visto come risponde subito, in attesa dei morti, dice, Madonna, ora sono qui, pronta, ecco, andiamo da qualcun altro, perché ce ne sono diverse. Sarà mia la stessa, no, aspetta, no. L'utente desiderato ha attivato il trasferimento di chiamata. Vedi, i pompisti, i pompai, come si chiamano? Insomma, vedi, l'utente desiderato sono in giro, oggi è sabato di luglio, magari sono al mare, dice, c'è un funerale, bisogna andare, fare, quattrini, chissà dove sono, ma mi è morta la talpa, capito? Come si fa? In via dei Topolini. Oh, dove sono andati questi?
c'è un morto in casa, La talpa. Guarda che non rispondono, Va mica bene così, No, vado da qualcun altro, non va mica bene così. Già, benino, no, questi non mi piacciono, non sono pronti a rispondere all'appello, magari sai, anche i pompisti trombano, magari aveva da fare questo, gente immersa nella morte fino al collo, diceva, perché ci siamo. Pronto, buongiorno, pompe funebri? Sì? Senta, guardi, io ho avuto un decesso stamattina, sono il signor Mickey Mouse. Dove ce l'hai il decesso? Sì, in casa, qua in via dei Topolini, via angolo piazza Walt Disney. Senta, è morta la mia talpa, io vorrei fare un funerale proprio come si deve, se è possibile, vero? Ascolti. Sì. Lo tiene in casa? Sì, la tengo in casa, l'ho messa ora sulla tavola, non so come fare, capisce? Dovete intervenire voi, insomma, poverina. È venuto il medico del 118? No, ho constatato il decesso io perché si tratta di una talpa, capisce? Quindi ora io penso di aver capito che è morta, non le batte più il cuoricino, non le batte più. Sì, però che chiami il 118. Ma il 118 per una talpa? Pronto? Pronto? Per una talpa? Ah, è una talpa? È una talpa. È un animale? Sì, una talpa. Grossa, grossina. No, noi non lo facciamo quello lì, sì. Ma io pago, Poi non me la trasportate dove dico io ho un piccolo orto dove voglio tumularla. No, mi dispiace, non lo facciamo. Ma guardi, c'è anche Don Criceti che fa l'orazione funebre. Mi dispiace, non lo facciamo. Sono il signor Mickey Mouse, via, sia gentile, pago quello che c'è da pagare. Guardi, non lo facciamo noi, ha capito? Ma è sicuro? Sì. Ma non l'ho fatto mai né per cani, gatti? No, non l'abbiamo mai fatto. E quindi lo faccia per una talpa, no? Ah, mi dispiace, guardi. Ma guardi, sono affranto. O sono qui con me Pippo e basta. Mi scusi, però non lo facciamo. E a chi potrei rivolgermi? Non lo so, ascolti, provi a sentire con la protezione degli animali. La protezione degli animali cosa vuole proteggere ormai? È morta, non c'è niente da proteggere, sa. Volevo fare un funerale in piena regola, perché questa talpa era l'unica mia. La chiamavo Minnie la chiamavo, Minnie. Non so, purtroppo noi non... Qui a Topolinia, ci conoscevano tutti. Purtroppo però sono affranto, sono disperato, cosa devo fare? Pippo è un po' scemo, capito? Non posso rivolgermi a Pippo Mi dispiace, ma non lo so come risolvere la situazione. Non posso nemmeno chiedere a Walt Disney perché è già morto anche lui. Come faccio? Mi dispiace. Ma sapesse quanto dispiace a me, sto piangendo, capisci? È la prima volta nella mia vita lo so, che mi manca una talpa. Lo so, purtroppo non lo facciamo noi. Io la ringrazio perché mi consola, però... Dunque, buongiorno, Don Criceti, lui verrebbe, sa, Don Criceti ha detto che viene a fare la benedizione della salma. Mi dispiace, però noi non lo facciamo. Insomma, voi solo morti umani? Pronto? Solo morti umani voi? Sì, solo morti umani noi facciamo. Ho capito, e extraterrestri? No, niente. Extracomunitari? Extracomunitari a volte. Ah, perché quelli sono quasi come bestie, secondo voi? No. Non ho capito, a volte. Come a volte? A volte sì, a volte no? Diciamo non sono esseri umani anche loro? Ascolti. Mi dica. Allora, diciamo prima bisogna parlare con i parenti, ha capito? Sì. Ecco. Allora, quando vengono i parenti da noi... Ma io ce l'ho i parenti della talpa, sa? Sono tutti topolini. Ascolti. L'abbiamo fatto insieme perché io facevo l'amore con la talpa, lei faceva i topolini che mi somigliano tanto, sa? Sono d'accordo con lei, però noi non li facciamo. È d'accordo con me? Vabbè, beato lei che è d'accordo con me. Comunque gli extracomunitari a volte sì, a volte no, secondo se la talpa, cioè come talpe, ho capito.
resterò nel mio dolore. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? È ancora lì? Ma sono affranto! Oh, finalmente è riattaccata. Madonna, ragazzi, mi è piaciuta questa, cioè mi è piaciuta, non mi è piaciuta, però questa affermazione a volte sì, a volte no, come le talpe. Va bene, dai, andiamo. Onoranze funebri, ce ne abbiamo ancora. Quante ce n'è in questo posto? Morì parecchia gente a quanto pare, guarda un pochino, ragazzi. Però mi consolava, sì, capisco, diceva. Ma cosa capisci? Informazione gratuita. Il numero da lei selezionato è inesistente. Ho capito, è morto anche lui. Hanno fatto anche, come si può dire? Ecco, vediamo un po', fate funerale al numero. Dunque, via, facciamo ancora un numero. Mi è presa sulla talpa, dai. Sai che quasi mi sono venute le lacrime agli occhi, davvero. Mi sono immerso nella parte, c'è una parte qui, nell'occhio sinistro, lo sento più acquoso, lo sento acquoso. Ma allora mi sono commosso davvero. Pronto? Pronto, buongiorno. Mi è morta. Chi? È morta. Chi è lei? Stamattina, la talpa. Pronto? Mi dica chi è? Io sono Mickey Mouse. Mickey Mouse? Mi chiamo Mickey Mouse. Sì. Ma io... A chi ha telefonato? Alle pompe funebri. No, non è qui. Lei non ha le pompe? No. Nemmeno se le fa fare? No. Non si fa fare mai le pompe? No, qui proprio no. Nemmeno? Qui, da qualche altra parte se le fa fare? Perché guardi, è una bella cosa farsi fare le pompe, sa? Guardi che non è mica male, anzi. Ma, ci sono le agenzie. Sì, per farsi fare le pompe? Sì, ma io preferisco anche le donne, soprattutto, ecco, più che le agenzie. Ho capito. Lei non si è mai fatto fare una pompa? Sì. Lo vedi. Allora, insomma, può capirmi, no? Ho capito. Ecco, ma lei chi cercava? Una persona donna che mi facesse una pompa. Ma mi scusi, qui ha sbagliato sì, il ho diritto. capito, ma se avrà una moglie, una sorella, o qualcuno in casa. Ma arrangio io lì. No, ma mi vorrei arrangiare un po' anch'io, perché solo lei? Egoista! Egoista! Oh, egoista! Oh, ma guarda un po', che gente c'è nel mondo, Tutte solo lui le pompe. Va bene, d'accordo. Guarda, queste forse sono pompe funebri. Andiamo un po'. Questo stava in mezzo alle pompe funebri, poi eravamo. Che era il signor Pompa. Forse. Va bene, e allora andiamo qui. Un'altra talpa e poi c'è un puzzo di talpe morte qui. Madonna, ragazzi. Fai sentire mai il puzzo di talpe morte. Che è? Qu'est-ce que c'est ça? Cos'è? Rispondono le onoranze. Onoranze funebri. Se venite a chiamare l'ovvero. Sì, no, non voglio. Vediamo se c'è un'altra onoranza. Ma è pieno, ma io mi domando. Cos'è questo? Mi domando quante ce ne sono in questa città, che non è una città, sì, ma non è mica una metropoli. Mamma mia, ragazzi, ci deve essere una lotta anche fra loro enorme, no? Pensa te che lotta fra onoranze funebri, e pompa di qua, e pompa di là, e pompa di su, e pompa di giù, e pompa dur. E se non è dur, non pompa. Sì, beh, insomma... sì. No, Dunque? Onoranze funebri Moretti. Buongiorno. A disposizione i numeri. No. Moretti, ma cosa mi fai, Moretti? 20. Notturno? Sì, e ora posso lasciare un messaggio, Moretti? 591. Sì. Ripeti i numeri. No, e quanto ci fai perdere tempo? Amore! 20. Sì, Amoretti!
A birra? 94. Sì, capito, però ancora tanti numeri. Ah, ecco. E pompa di su, e pompa di giù, e pompa di là, e pompa di qua, e pompa di su, e pompa di giù, e pompa di dentro, e pompa di fuori, e pompa durta trata. Il sondazzo, ma lo trovi anche su retegg.net e ci trovi sito mito, scherzi atroci, 1000 mesi, io confesso, spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.